Stiamo ragionando anche su categorie specifiche di persone e quindi quelle che possono essere più esposte, più a contatto con la popolazione, sempre nell'ottica di contenere e di creare questa cortina di protezione rispetto alla diffusione del virus. La Regione allarga lo spettro dell'esecuzione dei tamponi per isolare anche i positivi asintomatici. Sono stati tra l'altro inviati ai sindaci i nominativi dei positivi al coronavirus del loro comune, in modo da poter intensificare la sorveglianza attiva. Ma soprattutto tanti controlli e tutti i contatti individuati dovranno essere posti in isolamento domiciliare fiduciario se sintomatici o in quarantena se asintomatici. Non solo più ai contatti diretti ma anche agli contatti occasionali. Questo perché abbiamo visto anche dal progetto che è stato fatto a Vo, quindi il secondo giro di tamponi, che sono stati trovati 8 persone positive asintomatiche che quindi non sapevano di essere positive ma continuavano a girare. Quindi isolare queste persone e poi una volta trovate metterle in isolamento fiduciario a casa permette di contenere il contagio. Nel frattempo prosegue anche l'attività della Protezione Civile Regionale del Veneto. In questo momento abbiamo 187 squadre, quindi centinaia di volontari che sono sparsi sul territorio, che stanno operando su diversi fronti, dall'informazione alla popolazione, al trasporto di materiale sanitario ma non solo. Abbiamo montato già 88 tende presso le principali strutture ospedaliere. Ne abbiamo altre oltre 55 mi pare, ma ne abbiamo recuperate anche altre 40 che sono in viaggio, stanno arrivando a Padova.